Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico e tifosi del Partinica Audace. Siamo al Nino Lobue di San Giovanni Gemini per seguire la sfida valida per la 17ª giornata del girone A di promozione siciliana. Oggi si affrontano Partinica Audace e Camarat, due squadre che si ritrovano entrambe appaiate in classifica all'8° posto con 22 punti totalizzati e che cercano assolutamente di insidiarsi in zona playoff. Adesso le squadre si stanno scambiando i consueti saluti pre-partita. Andiamo a leggere brevemente le formazioni partendo dalla squadra di mister Abenante, oggi in tenuta nero-verde. Si parte con Cascione tra i pali, difesa 3 composta da Salvatore Scrozzo che torna a giocare dal primo minuto dopo i 9 mesi di squalifica. Al centro della difesa Gaspare Amiri e Fili a completare il terzetto. Maranzano e Scardina nel ruolo di quinti. A centrocampo Pulizzi, Longo e D'Amico, tandem offensivo invece composto da Agostino De Luca e Gabriele Butera, insieme tutti e due anzi, da 3 partite consecutive, mentre il Camarat si schiera con Priolo Trepali, Marchica, Miceli, Puccio, Schifano, Sanè, Pane Pinto, Piraneo, Bamba, Rinaldo e Meta. Adesso le squadre si posizioneranno a centrocampo per il minuto di silenzio in onore della scomparsa di Gigi Riva. Terminato adesso il minuto di silenzio, allora le squadre possono schierarsi regolarmente nel rettangolo verde. Per quanto concerne invece la terna arbitrale, arbitra il signor Lipali della sezione di Trapani, il suo assistente Settipani anche della medesima sezione, e infine completa la terna il signor D'Angelo, sempre proveniente dalla provincia di Trapani, quindi un terzetto tutto dello stesso luogo. Aprirà le danze il Partinica Audace e da quello che ci sembra non sarà Miri al centro della difesa, bensì Scrozzo, quindi prima indicazione tattica addirittura prima dell'inizio della partita. Adesso si aspetta solo il fischio del direttore di gara. Nel frattempo gli assistenti arbitrali si stanno posizionando. Inizia adesso la partita. No, il direttore di gara non è d'accordo come sono partite le due squadre. Attacchiamo subito, oh! Sta attento Calogero, stai attento! Inizia adesso ufficialmente Camarat Partinica Audace con i nero-verdi che muovono il primo pallone, quindi subito rimessa laterale conquistata dalle Camarat. Breve combinazione tra Bamba e Pane Pinto, capitano della formazione di casa, anche se non è questo il campo in cui solitamente gioca la formazione di Cammarata.
Scrozzò, va a lungo a cercare subito De Luca. È chiaro che il terreno di gioco non consentirà un gioco pulito al Partinico Audace. Ha visto un fallo il direttore di gara, quindi calcio di punizione in favore della formazione di Abenante. Se ne occupa Gaspare Amiri. Va col lancio, la palla rimbalza male. Bamba col tacco e poi aggressivo nei confronti di Longo, ma il Partinico Audace possiede ancora la sfera. Scardina verticalizza ancora per il classe 99 oggi con la maglia numero 8. Poi Amiri, anticipo a Panepinto. Bamba, Scrozzo lo marca uomo, va giù l'ex Empedoclina, ma non riesce a portare avanti la manovra il Camarat che pressa. Pulizzi a ripulire il gioco, controlla Scardina, Longo, D'Amico, buona l'apertura del numero 4 per Maranzano, beffato dal terreno di gioco, controllo impreciso del numero 3 che adesso deve subito andare alto in pressione. Rimessa laterale Camarat. Due squadre che, come detto nel pre-partita, si dividono all'ottavo e il nono posto a pari punti, 22 totalizzati questo inizio di stagione, ed entrambe hanno una striscia di 5 risultati utili consecutivi, solo che il Partinico Audace ha vinto 4 partite, mentre il Camarat ne ha vinta solamente una e pareggiate 4. Tanto altra situazione che crea un po' di polemiche, il direttore di gara prova a placare gli animi e rimessa laterale Partinico Audace, ha cercato De Luca, colpo di testa di D'Amico, poi Pulizzi prova ad andare nello spazio, insiste, ancora il 10 avanza, servito De Luca che prova ad andare in mezzo, anticipato però dal difensore Sané del Camarat, altro cross di Pulizzi e pallone liberato da Piraneo e quindi ripartenza Camarat. Avanza col solito passo Rinoldo, apre da Panepinto, la palla arriva al 7 che calcia ma viene respinta, poi cross dall'altra parte per Bamba, pescato in fuorigioco dal guardalinee. Buona trama in ripartenza del Camarat. Si ripartirà da calcio di punizione in favore del Partinico Audace, sicuramente a batterlo sarà Antonio Cascione, uno dei tanti innesti del mercato invernale del Partinico. Tanto Scardina viene dentro al campo con un po' di fatica, va per cercare Maranzano, poi Pulizzi lotta a centrocampo. Sarà una partita in cui i duelli fisici sicuramente la faranno da padrone. Intanto la ripartenza nero-verde sembra essere abbastanza fluida, con Pulizzi che serve al limite Longo, cross in mezzo, Butera, poi il tiro del numero 11 respinto da Priolo, pescato in fuorigioco De Luca che aveva provato la sponda. Si riparte da rinvio dal fondo, batte Calogero Priolo, classe 87, portiere del Camarat, che l'anno scorso non ha potuto disputare una stagione calcistica a causa di un incidente. Il Camarat ha deciso di tesserarlo in questa ed è titolare. Intanto Filia prova ad anticipare Bamba, poi D'Amico a prolungare l'azione, Pulizzi non ci arriva e quindi trama che non funziona. Casa Partinico, possesso Camarat, pressa Maranzano, respinge, poi Butera, subito in pressione, allontana Sané, colpisce di testa Fili, allontana ancora una volta Mustafa Sané, giocatore che ha grandi esperienze anche in eccellenza con le maglie di Nissa e Pro Favara. Tanto De Luca deve lottare tanto per prendersi i palloni. La partita potrebbe assomigliare molto a quella di Giardinello. Intanto conquista il calcio di punizione Salvatore Scrozzo. 40 anni, non sentirli per lui. Subito ho letto bene l'anticipo e si è preso pure fallo. Al contrario! È stato lontano dai campi per oltre 9 mesi. Classe 83.
che ha vestito anche maglie importanti come quelle di Messina e Gia Virtus nei professionisti. Oggi è tornato dal primo minuto in assenza di Viscuso, sicuramente una carta importante per mister Abenanti. 2 anni che ha condiviso un'esperienza nel calcio giocato a Marsala in Serie D. Tanto proprio il numero 2 verticalizza per De Luca, la lascia scorrere intelligentemente il 9 per Scardina che va al cross, sta arrivando Maranzano, si salva Marchica che ha appoggiato col petto per il suo portiere, poi in uscita ha fatto un po' di fatica il Camarat, D'Amico non la riconquista e alla fine riesce ad andare il solito Rinaldo che con la 10 sulle spalle prova a trascinare sulla tre quarti il Camarat. Ripartenza dei padroni di casa respinta da parte di Longo e purtroppo non possiamo inquadrare una parte di campo perché il pubblico è tutto in piedi. Rimessa laterale giocata dal Camarat, proviamo a raccontarvela così. Come vedete, appena allarghiamo un po' di più l'inquadratura non si vede assolutamente nulla, quindi ci limitiamo a inquadrare l'area di rigore. Palla all'indirizzo di De Luca che con la testa ha provato ad allontanarla, ma è stata fischiata a gamba tesa ai danni di Bamba, ritornato a Cammarata dopo una breve esperienza a Porta Empedocle con l'Empedoclina in questo girone di promozione. Sicuramente anche la differenza di classifica ha portato il giocatore a scegliere nuovamente Cammarata, dove l'anno scorso ha fatto i playoff. L'anno scorso ha fatto 6 gol da dicembre in poi, quest'anno nelle ultime 4 ne ha già segnati 3, quindi sicuramente un giocatore di spessore per la formazione biancazzurra. Nel frattempo il Partinico Audace prova a palleggiare con D'Amico che va a ricercare De Luca, poi il colpo di testa di meta non ha funzionato, comunque il Cammarata avanza, poi fallo fischiato a Scrozzo, no, forse era fuori gioco. Avendo alzato il braccio il direttore di gara, sembrava aver assegnato fuori gioco, ma si ripartirà da calcio di punizione per la formazione di casa, quindi falloso l'intervento di Salvatore Scrozzo. Si ripartirà con il calcio di punizione affidato ai piedi di Piraneo. Classe 2001 sul punto di battuta, ha fatto anche 25 presenze in un campionato di eccellenza con la Pro Favara. Batte adesso la punizione, è buona per Bamba, respinge Cascione, ma pescata ancora una volta in fuorigioco il numero 9 del Camarat. Era riuscito comunque ad intervenire il numero 1 del Partinico Audace. Pronto l'ex estremo difensore di Aspra Casteldaccia tra le altre, per lui una lunga carriera in eccellenza anche con la maglia del Castelbuono, della Don Carlo Misilmeri e tanto altro. Nel frattempo il suo lancio arriva direttamente a De Luca che di testa va a cercare Butera, fallo di mano a quanto pare del numero 9 nero-verde che dal suo arrivo in queste sue prime 3 partite ne ha fatti 2 di gol, uno contro il San Vito su rigore e uno bellissimo in rovesciata contro la Parmonbal. Sicuramente l'acquisto più importante del Partinico Audace, che vuole sognare una rimonta, sarebbe incredibile in classifica, pressione alta dei ragazzi di Abenante, Fili porta palla con protagonismo come sempre, d'altronde una parola che per lui usiamo spesso, e guadagna anche un calcio di punizione prezioso da buona posizione. È stato bravo Emanuele Fili ad andare avanti.
si incarica della battuta Giorgio Pulizzi, per lui solo un gol con la maglia del Partinico Audace contro l'Iccarense in una gara vinta 3-0 dai neroverdi. Da lì non hanno smesso di farlo. Parte Pulizzi, cross che arriva ai piedi di Butera, la sua girata però non ha funzionato. Un altro giocatore, Gabriele Butera, che oltre a conoscere grande stile la categoria, si è sbloccato contro l'Iccarense al suo debutto, quarto per la precisione, con questa maglia. Poi da lì è ancora alla ricerca del suo bis personale. Camarat che imposta. Pressione forte di Pulizzi, che ne sta riconquistando tanti di palloni. Sembrava rimessa laterale nero-verde, alla fine il direttore di gara ha scelto il Camarat. Subito si attacca a Bamba, Fili, e allora scrozzo pulito per Longo che a memoria va da Pulizzi. Buona trama del Partinico Audace che si distende in avanti. Servito bene Maranzano, ma poi il pallone finisce fuori. Avevo dato l'impressione di poterci arrivare il numero 3 degli ospiti. Sicuramente di buono, c'è da prendersi questa trama di gioco sviluppata quasi a memoria. Pressione molto alta dei centrocampisti soprattutto, infatti efficace. Longo, D'Amico verticalizza per Butera che va a memoria da De Luca, prova addirittura il tiro, Angelo D'Amico blocca però Calogero Priolo. Primo tiro in porta del match. Il Partinico Audace ha iniziato molto bene la sua fase di non possesso. È chiaro che sviluppare con la sfera non è semplice. Fili ha preferito andare direttamente lontano. Bella giocata all'indirizzo di Pane Pinto che calcia. Buona girata del capitanissimo di questo Camarat. Per lui un'intera vita servita a questa maglia, termini calcistici chiaramente. Negli ultimi 11 anni Pane Pinto ha sempre vestito la maglia del Camarat, a parte qualche esperienza breve lontana da questo campo. Nonostante l'età ha segnato già tanti gol anche quest'anno. Rimessa laterale, lotta D'Amico. Longo prova ad andare per i centrali, c'è molto traffico, continua a prendere rimesse laterali il Partinico Audace. In questa situazione se ne incarica il braccetto di destra che è Amiri, colpo di testa di De Luca. Pulizzi può tornare indietro ancora da Amiri che lo prende in pieno e quindi regalato il contropiede al Camarat, poi scivola malamente Puccio, cercato direttamente De Luca, la palla però esce fuori, rimessa dal fondo in favore del Camarat. Rinvio del portiere dei padroni di casa, poi Sané anticipa Butera, prova a distendersi in avanti, il Camarat chiude la potenziale ripartenza del Partinico Audace col fallo di Maranzano. Siamo arrivati al quarto d'ora, match molto equilibrato, combattuto. Le poche conclusioni in porta non hanno impensierito i rispettivi portieri. Tanto respinta da dietro dei neroverdi che adesso concedono rimessa laterale alla squadra di Camarata, che tra le proprie mura ha totalizzato quasi in toto il suo bottino in classifica con 16 punti dei 22 totalizzati. In trasferta il Camarat ne ha fatti solo 6. È chiaro che oggi
è una novità giocare qui a San Giovanni, anche per i ragazzi di mister Spanara. Tanto contatto non ritenuto falloso dal direttore di gara della sezione di Trapani, e quindi Partinico Audace che può giocare, o almeno prova a giocare il suo calcio. Grande anticipo di Sané, che poi si propone con grande personalità, ha cercato il secondo palo, colpo di testa lontana di Amiri, poi buona altra opportunità capitata sui piedi di Rinaldo, blocca senza patemi Cascione. Rinvio lungo, pronto il numero 1 del Camarat, chiamato spesso in causa negli ultimi minuti per questi rinvii che chiaramente sono lunghi all'indirizzo degli attaccanti. De Luca, cercato Butera, una partita che questi rimbalzi possono decidere. Poi Scrozzo a fare sentire il fisico su Bamba, poi Amiri torna da Cascione, va a cercare direttamente uno tra Maranzana e De Luca, nessuno dei due trovato. Match che si sviluppa in maniera confusionaria. Maranzano non è sicuramente felice di dover controllare in questo modo, il treno di gioco non lo aiuta. Poi D'Amico sulla seconda palla lotta alla meglio Puccio, poi Bamba, Scrozzo fa sentire il fisico, la ripartenza del Camarat, deve ripiegare Scardina, ripartenza fortissima da parte di Miceli che va al cross in mezzo, poi arriva la pressione anche di un altro giocatore del Camarat, ma il Partinico Audace riesce a ripartire. De Luca non è riuscito ad aprire, era partito dall'altra parte, invece Longo, pescato in fuorigioco Bamba. Tanto D'Amico va a cercare subito Butera che controlla, calcio di punizione non concesso dal direttore di gara, poi Longo riesce a portare via la palla, l'ex Cittadicini si prende fallo, numero 8, che è uno dei capocannonieri di questa squadra con 3 gol insieme a Fili e Scardina. In totale ne ha segnate 7 diretti con questa maglia tra quest'anno e l'anno scorso. Tanto gioco aperto dalle parti di Maranzano, zona cross per il 3, rimpallo e si ripartirà da rimessa dal fondo in favore del Camarat. Qualche trama il Partinico la sta sviluppando, ma è chiaro che è difficile. Pressione altissima però dei ragazzi di Abenante. Che guadagnano rimessa laterale in zona d'attacco. Cercato De Luca, la sponda per Butera. Poi allontana il pericolo Piraneo. Prolunga Longo, cercato De Luca. Allontana il pericolo il Camarat. E allora rimessa laterale per il Partinico Audace. È dietro! È dietro! Amiri alla fine Metri se l'è preso uguale per batterla questa rimessa, ha cercato Butera, Sané fa valere i suoi centimetri e allora la palla arriva direttamente tra le mani di Priolo. Prova ad uscire dal basso il Camarat, ma pressa forte il Partinico. Puccio costretto a tornare indietro, club di casa. Poi prolunga l'azione come può Meta. Chiude. Tre guardie nero-verde, quindi sì,
può risalire il campo attraverso il possesso, ma altra rimessa laterale sempre in favore dei ragazzi di Abenante. Quest'ultimo preso la squadra penultima con 4 punti dopo 7 partite. Oggi è nona, 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per il tecnico ex Mazzara, che quest'anno appunto ha iniziato nella società canarina in eccellenza, quindi sicuramente ha portato i suoi frutti il cambio di panchina oltre al mercato per il Partinico Audace. Intanto questa palla rimbalza, sembra regolare per D'Amico, che ha cercato la conclusione. C'erano i suoi 2 attaccanti in area di rigore. D'Amico ha preferito calciare in porta, anche suo uno dei gol contro la Parmonval. Questo c'era Fale, danni di Scrozzo. Lasciamo stare, Bamba, che tempo! Bamba, lasciamo È stato un contatto tra Bamba e Scrozzo, sembra faticare a camminare il numero 2 che è tornato a giocare oggi, terreno di gioco pericoloso in questo senso. Adesso sembra poter riprendere, comunque è stato un bel abbraccio tra le Bamba. Riprende, intanto pressione fortissima ai danni di Filì, è occasione per il Cammarata, palo clamoroso colpito da Rinoldo e poi il tiro da fuori di Piraneo, doppia opportunità per la squadra di Cammarata. Ma che si mangiano sti gol? È rimasto a terra Emanuele Filì, quindi 2 difensori su 3 doloranti. Sicuramente adesso il numero 6 nero-verde starà dicendo qualcosa al direttore di gara per il contatto che l'ha visto protagonista in negativo. Tanto ha chiamato un componente della panchina nero-verde. C'è scritto su, ti andiamo lì con cacchiaggi ancora capivulati. Andiamo Nico. Filì ancora a terra, questo sicuramente è preoccupante per mister Abenante, che non dispone di altri difensori in panchina, a parte Cusumano, che è chiaramente un esterno. In quel caso si dovrebbe pensare a qualcosa di diverso. Adesso si rialza dolorante Filì, e quindi per il momento resta in 10 uomini il Partinico Audace. Si riparte con la rimessa dal fondo per Cascione, cercato direttamente Scrozzo, ma si rischia di regalare ancora un'opportunità a Camaratte. Infatti Bamba va in mezzo, Cascione non esce e Amiri la deve mettere fuori. Adesso c'è l'ok per il rientro in campo di Emanuele Filì.
è rimessa laterale in favore del Camarat, battuta adesso da Miceli, sponda di Bamba, Panepinto, Valle, cross Maranzano col petto, torna da Cascione, quindi può respirare la formazione nero-verde che Valle rilancia, cercare direttamente attraverso Cascione e Butera, ma la difesa in casacca bianca-azzurra difende bene. Poi Bamba col braccio si aiuta, ma il gioco prosegue. Poi Panepinto di grande qualità, gioca il Camarat adesso sulla tre quarti del Partinico Dace. Duello tra ultra quarantenni, quello tra Panepinto e Scrozzo, la palla rimbalza e alla fine arriva direttamente tra le braccia di Cascione e subito il rinvio. Sembra questa la ricetta del numero 1 nero-verde, quella di cercare direttamente le punte, ma è arrivato subito il richiamo del tecnico in questo senso, che sicuramente vuole almeno che si provi una giocata più pulita, ma il terreno di gioco non aiuta neanche i controlli. E altra ripartenza del Camarat con Rinaldo, servito Bamba in posizione regolare, il tiro è l'altro palo colpito dal Camarat, la rete irregolare, ma il Partinico Audace sta regalando di tutto e di più. Sicuramente era stata vista come regolare la conclusione del numero 9, a quanto pare era irregolare la ribattuta. Vergogna! Partinico Audace si deve ritenere fortunato di essere avanti di un gol, di non essere sotto di un gol, correggo. Risultato di 0-0 e tanta fortuna in questo senso per i partenicesi che si ritrovano a provare ad attaccare. De Luca scardina, si allarga, prova ad andare sul destro, cercato Butera, esce coi tempi giusti Priolo che sta aspettando che la squadra si posizioni meglio. Adesso la gioca a cercare Marchica, mette giù col petto, si torna da Sané, porta palla l'ex Pro Favara, verticalizzazione a cercare Sané, lavora bene di sponda il bomber dei padroni di casa che torna indietro, cercato un passaggio per un difensore, poi Longo direttamente in verticale da De Luca, non è riuscito a sfondare o per meglio dire non è riuscito ad arrivare per primo sulla sfera, costruisce in maniera diretta il numero 5 Schifano, poi il contatto tra Scrozzo e Bamba non ritenuto falloso dal signor Lipari della sezione di Trapani. Bamba a quanto pare sta chiedendo una sostituzione, dolore alla spalla per il numero 9, infatti è stato chiamato l'intervento della panchina e potrebbe esserci una sostituzione, almeno è stato questo il gesto dell'ex Empedoclina che continua a indicarsi la spalla come dolorante. Vi aggiorniamo tra poco sulle condizioni di Bamba. Il gioco può riprendere adesso con il Partinico Audace che torna a muovere il pallone. Camarat per il momento è senza il suo attaccante che
sicuramente proverà a rientrare perché in panchina non si sta riscaldando nessuno. Il rinvio lungo, almeno nella ricerca. Scrozzo. Buona palla per Fili che porta in avanti. Torna ad attaccare il Partinico Audace. Maranzano, il cross respinge Sané. Sulla seconda arriva prima Marchica. Poi provano a ripartire i padroni di casa con Perlongo. Lancio verso De Luca. Pescato in fuorigioco l'ex Mistretta. È rientrato Tato Bamba. Speriamo per lui che le condizioni siano buone. Tanto chiusa l'iniziativa di Puccio, poi Scardina non riesce a liberare e altra rimessa laterale in favore del Camerata con Miceli. Scrozzo si prende un colpo in pieno volto, poi protegge sull'iniziativa di Bamba. Cercato Marchica, zona tiro per il numero 2 del Camarat che ne ha fatti di gol tra quest'anno e l'anno scorso. Tanto De Luca fa un grande lavoro in fase di non possesso, poi Longo doveva mettere più forza e provare ad aprire da Maranzano che era tutto solo e poteva distendersi in avanti. Ok, questa palla che rimbalza adesso. Scrozzo, fallo forse di Bamba che rimane ancora una volta a terra. Infatti Scrozzo adesso gli chiede al direttore di gara cosa dobbiamo fare. Sembra un duello solitario. 3-2. Mister Benante chiede ai suoi di buttarla fuori perché Bamba non si era ancora rialzato e anche Scrozzo non sembra stare al meglio. I due se le stanno dando di santa ragione. È il solito duello tra centrale e attaccante. Rimessa Camarat che restituisce giustamente il pallone al Partinico Audace. Minuto 33, risultato di 0-0. Fili alza il pallone per Butera, poi D'Amico controlla, ha alzato un altro campanile, cercato Scardina, la prova a tenere il campo, il numero 7 che guadagna rimessa laterale, ma anche qui abbiamo lo stesso problema, non riusciamo ad inquadrare. Palla giocata direttamente in mezzo, ma facile per Priolo, non è stata sfruttata la stazza di D'Amico e di De Luca. Tanto Fili deve controllare l'iniziativa in pressione di Rinaldo che non vuole lasciare l'ex Casteldaccia che adesso rinvia male, poi prova ad uscire. Marchica concede rimessa laterale al Partinico. Bastardo arbitro! Tanto forse c'era un fallo ai danni di De Luca, il direttore di gara lascia correre, Cascione rinvia, Butera sul filo del fuorigioco, ma il direttore di gara insieme alla sua terna l'hanno segnalato. Sané, rinvio lungo a cercare Bamba, D'Amico respinge di testa, Pulizzi mette giù, apre da Maranzano, può pensare a un cross il 3, cercato Butera in aria, la sponda, poteva farla la sponda Butera, invece è andato in porta, si vuole strappare i pantaloncini Agostino De Luca, era solo.
Occhio perché questo rimpallo può favorire De Luca. Pensa al cross, la gioca al limite per Longo che va di ginocchio. Palloni sporchi e dove trovarne in questo campo. Si riparte sempre dal portiere ex Raffadali. Gioca corto per Sané. Beffato De Luca, beffato anche Longo, arriva diretto da Amico. Poi Amiri a marcatura uomo per Pane Pinto, ma riesce ad andare il 7. Porta palla a Miceli. La gioca al limite. E poi fallo di mano per Fili, che viene anche ammonito. Chiama la barriera Cascione, quindi torna a rendersi pericolosissimo. Il Camarat, più di una soluzione sul punto di battuta. Ci sono Rinaldo, Piraneo, si sta avvicinando anche Marchica, quindi tante soluzioni a disposizione di mister Fanara dalla distanza per questo calcio di punizione. Anche Pane Pinto un po' più defilato, vediamo. Marchica intanto si allontana, quindi rimangono in 3 a voler calciare. Potrebbero pensare anche a uno schema. Nel frattempo Cascione costruisce la sua barriera. Sono 5 in barriera più 1 perché Scrozzo potrebbe mettersi sdraiato, vediamo. È rimasto solo Rinaldo sul punto di battuta. Firmato a luglio 2023 per il Camarat, quest'anno vuole pungere su punizione. Blocca tranquillamente Cascione. E allora gioco allargato da Maranzano, va in verticale da Butera, anticipo di Marchica. Poi Butera verticalizza verso De Luca, esce Priolo, ma viene fermato per fuorigioco del partito Kodac. Tanto buona apertura da parte di Piraneo che serve Pane Pinto, avanza il 7, apertura all'indirizzo di Miceli, fallo, sì no, cross in mezzo. Angolo è! Calcio d'angolo, dice il guardalinee, e qui il direttore di gara gli va dietro. Non sembrava proprio così. Quindi È angolo! regalata un'opportunità alla bandierina al Camarat. Come al solito possiamo solo inquadrare l'area di rigore. Cross. Così! Lo lasciamo immaginare. Cascione non allontana, attacco di Bamba, traversa, la blocca poi in un secondo momento, classe 98. Altro legno colpito dal Camarat. E tanti brividi per la squadra di Abenante. Sta faticando enormemente sul terreno di gioco del Nino Lobue. Su questo campo, tra le altre cose, è caduto anche il Piana, una delle poche volte in stagione
rimessa Partinico Audace dopo il rinvio lungo. Amiri sta aspettando De Luca, un po' in ritardo però. Messo giù Bulizzi, la recupera Sané, è regolare per il direttore di gara, quindi ripartenza. Cross intercettato, quello di Rinaldo, poi Maranzano non chiude, ancora Rinaldo, poi Marchica, scambio tra il 10 e il 2, Fili la tira addosso, Longo va via. È rimasto a terra un giocatore del Camarat. No. No, dai. Scendi. E sta fermo. È uscito per il momento Rinaldo, quindi Camarat ancora una volta con un uomo in meno per questo finale di primo tempo. Scrozzo, Fili poteva servire e premiare il movimento di Butera che alla fine è venuto incontro, Maranzano era andato un pochino più su. Partinico Audace che soffre tremendamente questi campi per la battuta. In terra e basta, questo. Occhio a questo lancio per Panepinto, riparte ancora una volta il Camarate, beffata Miri, Panepinto in mezzo, Rinaldo da 2 passi e il vantaggio meritato del Camarate con Rinaldo contro numero 2 in stagione del numero 10 Rinaldo. L'altro gol segnato è quello contro il Casteltermini e adesso si prende l'abbraccio dei suoi giocatori. Partinico Audace sotto nel punteggio. Minuto 43 e Partinico Audace che adesso deve rincorrere Amiri. Scrozzo, lancio, cercare Maranzano, grande chiusura di Marchica. Maranzano, Marchica, impressione forte De Luca, fallo dell'Agostino De Luca, è giallo per il 9 nero verde. Tanto si muove qualcosa nella panchina da Benante, è stato mandato a scaldare Anselmo, sparito un po' dai radar ultimamente. Chi vince? Chi vince? Scandaloso, è vergognoso. Pronto Sané al battere questo calcio di punizione. Botta per Fili. Cascione rinvia a lungo, colpo di testa di Butera mancato. Marchica rinvia, D'Amico ancora respinta con il piede e poi il rilancio dell'8 di Camarata. Chiude bene Emanuele Fili sull'iniziativa di Rinaldo che sta decidendo la sfida, giocatore importante, vestito maglie con quella delicata Favara e Casteltermini. Nel frattempo
Avanza ancora la formazione biancazzurra, grande anticipo di Longo però e fa ripartire il Partinicodace con Pulizzi, chiusa la sua iniziativa e la squadra di casa continua ad attaccare, poi D'Amico lavora bene l'interdizione e il direttore di gara fa il resto. È stato fischiato forse una punizione, non si capisce. Sì, calcio di punizione in favore del Camarat. Tre dietro! C'hai là di nord, c'hai là! Punizione battuta adesso, libera D'Amico, arriva Rinaldo su questa respinta, va col destro e cerca l'incrocio dei pali, ma la palla va fuori di un nulla. Grande conclusione del numero 10 del Camarat, che ha provato a raddoppiare prima della chiusura di questo primo tempo che ormai sta tramontando. Scardina lascia scorrere, poi Longo Bello, bravo, va bene. meta allontana. Vito De Luca botta la testa per lui, strattonato anche Butera. Duplice fischio. Termina il primo tempo tra Camarat e Partinicodace. Ci prendiamo una pausa e tra poco. Ho visto una buona partita della mia squadra, ho visto un gruppo che ha cercato e ha voluto questa vittoria. Venivamo da una sconfitta la scorsa settimana all'ultimo minuto, in una partita dove eravamo in 10, quindi avevamo lottato fino all'ultima palla, poi l'episodio finale ci ha condannato, quindi oggi i ragazzi sono entrati con una carica maggiore rispetto a tutte le altre partite. Fin dall'inizio abbiamo imposto il nostro gioco, le nostre idee, abbiamo fatto una bella partita. Ho visto un'ottima Academy, ancora paghiamo qualche piccolo errore di inesperienza, oggi soprattutto nel gol di loro, una palla che avevamo per un infortunio allontanata noi fuori, sportivamente gli avversari ce l'hanno ritornata e noi lì abbiamo con il difensore centrale che ha dato la palla dietro al portiere, lì è successo quello che insomma non deve succedere, però purtroppo anche in queste soprattutto in queste categorie ci sono questi errori e l'abbiamo pagato come anche in passato, però poi subito abbiamo ripreso a giocare, abbiamo poi condotto la gara fino alla fine. Ho visto comunque una squadra che poi non si è abbattuta e questo per me è un segnale più che positivo. Adesso un piccolo retroscena, lei ha commentato, ha fatto un'ottima disamina sul primo gol subito, io ero sopra la sua postazione e appena il giocatore ha passato la palla indietro lei ha detto perché darla dietro, un po' si aspettava quest'errore e quindi un gol subito, l'avevate già magari preparato in settimana? No, qualcosa? no, questa è un'esperienza perché ripeto, abbiamo dato la palla, abbiamo messo fuori la palla perché l'avversario era a terra, la squadra avversaria ci ha ridato la palla, in quel momento il centrale non viene attaccato perché ci hanno restituito la palla, quindi poteva fare con la palla quello che voleva, poteva giocare avanti sul terzino, ha fatto la scelta secondo me sbagliata, perché lì ci siamo complicati la vita noi e quindi poi è nato il gol di loro e questo è proprio quello che non mi è piaciuto è l'inesperienza e noi dopo tutte queste partite dove siamo cresciuti
devo dire, rispetto a prima. Ancora paghiamo questi episodi e su questo ci stiamo lavorando. Oggi minuti in campo per Giuseppe Guzzo, come giudica la sua prestazione? Giuseppe è un ragazzo che è arrivato a dicembre, si è unito con noi nel gruppo, è un ragazzo che quest'anno è venuto per darci una mano, è un ragazzo che ha delle qualità, pian piano sta entrando nelle nostre idee ed è un ragazzo che sicuramente di qua alla fine del campionato darà il suo supporto. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita, match contro il Villabate, un campo complicato, anche passare forse dal sintetico meraviglioso del calcio Sicilia al campo in terra battuta. Le chiedo come la preparerà e se questo influenzerà effettivamente la sua preparazione. Ma guarda, credo che la partita più bella in assoluto di questo gruppo l'abbiamo fatta in un campo in terra battuta a Ciaculli, quindi questo non penso. Siamo abituati ormai a giocare su tutti i campi, questo non mi preoccupa, la prepareremo come tutte le altre, incontreremo sicuramente una squadra che viene da una vittoria, quindi che cercherà di fare il risultato per risalire, ma noi in questo momento non ci possiamo più fermare. Il nostro obiettivo, come ho detto fin da subito, è mantenere la categoria, mantenere l'elite che abbiamo conquistato meritatamente l'anno scorso, manca secondo me poco a conquistarla e quindi in questo momento possiamo anche pensare, perché no, a cercare di riuscire a prendere un posto nei playoff, e se vogliamo, ho detto ai ragazzi, se ci vogliamo togliere questa altra soddisfazione, oltre a quello di mantenere la categoria, dobbiamo ormai vincere in tutti i campi. Devo dire che noi sicuramente ci manca qualche punto dell'andata, però ti posso dire che i ragazzi si sono fatti valere in tutti i campi, abbiamo perso partite soltanto di misura. Una partita dove abbiamo sofferto nel primo tempo, abbiamo sofferto parecchio perché siamo partiti male, abbiamo trovato delle difficoltà a contrastare soprattutto negli ultimi 20 metri, 30 metri gli avversari con i loro inserimenti, e i nostri avversari hanno fatto delle buone trame di gioco, si sono presentati diverse volte pericolosi nella nostra area. In un modo o nell'altro siamo riusciti sempre a salvarci, però il nostro merito è quello che a fine primo tempo abbiamo un po' riordinato le idee, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico in campo, ma soprattutto i ragazzi si sono ripresi, perché in effetti abbiamo fatto un primo tempo sottotono, non trascurando la forza dell'avversario e anche il buon gioco dell'avversario, quindi alla fine nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più noi, cioè potevamo trovare il gol noi, ma alla fine è finita 0-0. Ognuno gioca per se stesso. Noi abbiamo fatto queste 3 partite del ritorno facendo 2 punti fuori casa, sicuramente su 2 campi molto difficili, e perdendo in casa una partita domenica scorsa che proprio non si meritava di perdere. Però abbiamo fatto 3 partite, io sono qui da prima di Natale, stiamo cercando con la squadra di giocare in un certo modo, abbiamo cambiato un po' di cose. La rosa è stata modificata rispetto al girone di andata, quindi mancano ancora 12 partite alla fine, quindi penso che ora potremmo anche cominciare a trovare dei punteggi pieni, e quindi abbiamo tutto il tempo per riprendere o mantenere la nostra posizione. È chiaro che un giocatore come Giardina la sua mancanza si sente sempre, perché è un giocatore, oltre ad essere il capitano, quindi è un leader in campo, un leader carismatico dove tutti i compagni si ritrovano, e quindi ne abbiamo sicuramente risentito, ma sono comunque soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara con chi l'ha sostituito e comunque con tutti i giocatori. Ripeto, un primo tempo difficile e un secondo tempo dove siamo nettamente migliorati. È un ragazzo del 2006, ha debuttato, e direi che ha debuttato molto bene, quindi spero per lui che rimanga coi piedi per terra e che continui su questa strada, perché io l'avevo visto in allenamento, ho visto che poteva giocare e oggi ha giocato.
Noi come mentalità, come modo di impostare le partite le impostiamo sempre per i 3 punti. Domenica giochiamo in casa ed è chiaro che lavoreremo in settimana per arrivare finalmente alla vittoria, che sarebbe la prima del girone di ritorno. Primo tempo il Geraci non ha finalizzato molte occasioni, per fortuna nostra, e poi secondo tempo abbiamo cercato un po' di alzare il livello del gioco, del ritmo, del palleggio e abbiamo cambiato anche sistema di gioco. Diciamo che abbiamo fatto un bel secondo tempo, però peccato che anche noi le occasioni che abbiamo avute non abbiamo finalizzato e tutto sommato il pareggio penso sia giusto. Oggi è stata una partita dura, tutti gli avversari, sia una volta, altre volte, tutti avversari duri. Il Geraci è una bella squadra, per tutti sarà difficile qui venire a prendere punti secondo me. Abbiamo un bel gioco, grandi occasioni e poi manchiamo sulle finalizzazioni, quindi penso che manchi solo quello. Faremo di tutto per cercare di prendere i 3 punti che mancano già. Iniziato il girone di ritorno da sempre, perché abbiamo fatto due pareggi e una sconfitta, quindi cerchiamo di vincere a tutti i costi, siamo in casa, il pubblico che ci sostiene e speriamo di farcela. No, Mattia è un bravo ragazzo, un bel giocatore pure, può fare strada, ancora è giovane poi.
Tutto pronto per l'inizio della ripresa tra Camarat e Partinico Audace. Ricordiamo che il risultato è fermo sull'1-0 in favore della squadra di Cammarata. Nel frattempo segnaliamo un cambio in casa Partinico con Maranzano che dovrebbe uscire e lascia spazio ad Anselmo, quindi Longo dovrebbe andare a fare l'esterno di centrocampo, quindi due ali d'attacco nel ruolo di quinti e Anselmo a dare più equilibrio a centrocampo. Questa è la ricetta di mister Abenante per rimettere in piedi questa partita. Torna a giocare dopo un po'. Anselmo, fischietto in bocca per il direttore di gara e tra poco inizia la ripresa. Inizia adesso Camarat contro Partinico Audace, secondo tempo, con la squadra di casa che detiene il primo possesso. Marchica prova subito ad andare col destro, preso in pieno Scrozzo, poi Longo a duellare. Calcio di punizione. Pronto sul punto di battuta Piraneo, quindi subito una opportunità per il Camarat. Calcio di punizione battuto, colpo di testa che termina fuori. Prima opportunità di questa ripresa per il Camarat. Nel frattempo intensifica il suo riscaldamento Cusumano. In quel caso si potrebbe pensare anche a un passaggio a 4 in caso venga sostituito uno dei tre centrali. Adesso sembra andare a fare il braccetto Scrozzo, anche questo è un cambio con Amiri centrale di difesa, anche per contenere un profilo d'esperienza come Pane Pinto, ma su quella fascia c'è Fili, c'è da capire meglio. Intanto Polizia ha provato ad andare, fallo è primo, giallo, rifilato a meta. Numero 11, classe 2004, arrivato a luglio direttamente dal Terracina, eccellenza laziale. Per lui un gol quest'anno. Linea altissima del Camarat per questo calcio di punizione, battuto da Longo, cercato De Luca, la palla rimbalza, fatica ad allontanare il Camarat. Adesso Amiri la respinge nel peggiore dei modi e la mette fuori. Longo però riesce a tenerla, verticalizzazione per De Luca e poi palla direttamente in tribuna. Da parte di Longo. Tanto questa palla arriva direttamente tra le parti di Cascione. Rinvio dal fondo. Giocato subito. Palla per Scrosso che si prende la rimessa laterale. Approfittato della pressione ravvicinata dell'avversario. Tanto Polizzi mette giù. Apre bene da Longo che c'è spazio. Avanza il numero 8. Buona verticalizzazione per De Luca. In questo campo ci ha giocato tanti e tanti anni fa. Altra palla verso gli spalti. Scrozzo pronto a battere questa rimessa laterale. Cercato De Luca, lavora bene con i compagni, a Butera non ci arriva. Poi Rinaldo ha quasi anticipato Bamba. Amiri, Cascione mette la palla in tribuna. Oh! Che non fa? Totò! Di Maria! Che non fa di questo pallone? Tanto manata in pieno volto a Pulizzi. E allora Anselmo decide di calciare
verso Cascione. Pulizia ancora a terra. Sané segue l'indicazione del suo allenatore Fanara oggi in tribuna. Lo inquadriamo. Nel tempo Pulizia ancora a terra. Non un grande ritmo questa ripresa. Tanti precedenti tra Camarat e Partinico Audace. Casa del Camarat 3. Uno l'ha vinto il Partinico, uno l'ha vinto il Camarat. L'anno scorso, la stagione 2021-2022 invece è terminato in parità. È chiaro che queste due squadre non si sono mai affrontate a San Giovanni Gemini, ma nelle rispettive mura. Tanto Pulizzi riesce a lanciare per De Luca. Poi Anselmo, la sponda di Butera per De Luca. Beffato dall'uscita di Priolo. Era buonissima la palla di Gabriele Butera. È stato altrettanto bravo l'estremo difensore del Camarat ad uscire con i piedi. Possiamo chiamarla occasione per il Partinico Audace. Sicuramente la più importante. De Luca di testa, Butera allontana il pericolo il Camarat. Adesso il rinvio arriva all'indirizzo di Amiri che apre di testa. Scrozzo la lascia rimbalzare e poi secco a cercare Butera. Fuori gioco, numero 11. Ma è andato a scaldare anche Cristian Longo. Uno dei giocatori più importanti del settore giovanile nero-verde. Nel frattempo chiamato in causa un componente della panchina nero-verde. Per capire le condizioni di Butera. Mi sembra stare bene il numero 11. Stai in linea, Di Noldo, stai in linea. Sembra aver preso una botta al naso Butera. Rilancio da parte del portiere Male di testa, scrozzo. Tanto contatto tra Bamba e scrozzo in area, poi Rinaldo vince il rimpallo, Bamba pensa di calciare, la palla non esce dall'area e alla fine Amiri si rifugia in calcio d'angolo. La prova per il momento è molto negativa. Aumentiamo! Vuole cercare il sigillo, il Camarat tradotto. Il secondo gol. Corner. Favore la formazione di Camarata. Puccio, da questo lato esce la palla casomai. Nel frattempo diversi giocatori del Partinico Audace hanno qualcosa da dire. Direttore di gara, è stato chiesto a Pulizzi di uscire. C'è pure Longo fuori, diciamo che il Partinico Audace, anzi no, Longo, Butera, scusate. Girati, Rinaldo! Non la fai giocare! Situazione assurda.
Partinico Audace è senza due giocatori. Intanto Sané! Adesso Pulizzi è rientrato, si aspetta l'ok per Butera. Il direttore di gara voleva guardarlo negli occhi Butera prima di farlo entrare. Scene mai viste, a dire la verità. Cascione cercare Anselmo, fallo. Dani di Agostino De Luca. Partita sporchissima. Amiri, apertura a cercare un compagno sulla destra, ce n'erano ben tre. Scardina, Anselmo e Butera. Colpo di testa di D'Amico, prova ad andare Butera. Cascione lungo a cercare Scardina, buono il controllo, cercate Anselmo che verticalizza subito per Butera, molto largo, zona cross dell'11 che forse è stato troppo frenetico, ci voleva un po' di pazienza. Intanto Amiri marca uomo Bamba, poi esce dalla linea e lascia un 2 contro 3 velenosissimo per Longo, da terzino aggiunto ripiega e commette fallo. Giallo per Longo. Sembra arrivato il momento di Cusumano. Milano, in queste occasioni, quando la palla è ferma, a fare piano piano. Da pigliare, così tu pigli la parte della punizione. A stare calmo. Sul punto di battuta Piraneo, al tiro addirittura, conclusione tentata dell'ex giovanili dell'Acregas. Calciamo, abbiamo 20 a favore, calciamo metà. Tanto altro cambio, è uscito Gabriele Butera per il Partinico Audace, entra Cusumano, adesso c'è da capire cosa cambia, perché è uscito una punta, è entrato un terzino. Amiri prolunga e subito un fallo duro ai danni di Cusumano, ingresso da dimenticare per il numero 16, si è preso una botta durissima. Amiri va per vie orizzontali da scrozzo, va a cercare Longo, precisa la palla dell'ex giocatore dell'Igea Virtus. È rimasto a terra Longo. Il mio lungo d'Amico, Pulizzi non ci arriva, avanza ancora il Camaratta e chiude però bene Salvatore Scrozza. Allora Pulizzi lancia a cercare De Luca, la palla rimbalza in modo orribile e quindi
arriva quello che può arrivare agli attaccanti. Non ti fermare, non ti fermare. Dai Nico. Vieni Guardiano qua, se facciamo un passaggio qua. Scrozzo. Pulizzi, c'è spazio, chiuso. Bamba. Apre il gioco da Pane Pinto. Un pallone nello spazio, non c'era nessuno. Ripartenza Partinico Audace. Anselmo, Longo. Cercato De Luca, la palla non arriva al 9. Si fa una fatica immensa. Fare una trama fluida. Tanto Cusumano riesce quasi ad andare via. Bravo il 16 che salta anche l'avversario. Allora, buonissima azione del neo entrato. Ma poi il pallone per Longo non arriva. Intanto Cascione fuori dalla sua zona di competenza. La riesce comunque a giocare per Fili. Mette giù e alza un campanile. Spinto da dietro Anselmo. Poi apertura di Pulizzi. Scardina. Si è proposto Scrozzo. Sovrapposizione. Zona cross per il 2. Palla al limite. Longo. Lascia correre il direttore di gara. Zona tiro per lui. Ancora Longo. Poi Scrozzo. Ci crede. La mette a rimorchio. Però non ci è arrivato nessuno. Grande, finito! Opere! Rimessa laterale per il Partinico Audace. Questo lato di tribuna si è svuotato, quindi si può inquadrare. Scardina, Scrozzò al cross. La palla arriva dalle parti di Pulizzi, De Luca, D'Amico! Palla alta, che opportunità per il Partinico Audace. All'ora di gioco, ma adesso con questa licenza di andare per Scrozzo qualcosa di meglio si sta vedendo. Scrozzo di testa. Scardina in appoggio, scambio tra lui e Pulizzi. Avanza l'ex Trapani, poi spintonato sulla ringhiera. Tutto ok per Scardina, quindi il gioco può proseguire. Poi Scrozzo buona, strattonato un po' Longo, poi ha alzato il campanile Priolo, il Camaretto sta facendo un po' di fatica, Partinico Audace deve approfittarne. D'Amico. Giallo per Scrozzo. Alessio! Ale! È nostra, oh, è nostra! Oh, dietro, dietro! Però la punizione a quanto pare è per il Partinico Audace, non si è capito perché il giallo è arrivato a Scrozzo. Scelte arbitrali misteriose oggi. Amiri, apertura del gioco sbagliatissima e quindi ripartenza per il Camarat. Deve uscire Cascione, bravissimo, con il piede ad evitare gli scatti in profondità. Oh, Totò, mana pescia! Oh! Tanto buona apertura all'indirizzo di Pane Pinto
poi Cusumano deve liberare, D'Amico libera, cercare Longo, la palla esce fuori. Leva tutti questi palloni dopo, dai. E il pallone non c'è nada a fare. Subito per Intanto Amiri prova ad uscire palla al piede, lancio lungo, all'indirizzo di Longo, colpo di testa pulito da parte di Schifano. La ripartenza del Partinico Doce funziona comunque. De Luca per via orizzontale da Cusumano, occhio che arriva da dietro l'avversario, ma il lancio sembra buono, respinge di testa Sané, poi altro colpo di testa di Miceli, Cusumano, la palla sta a terra pochissimo, scrozzo, si prende questo fallo e Rinaldo a commetterlo, De Luca a terra, poi Anselmo e Polizzi fanno un pasticcio e quindi Rinaldo ottiene il pallone in coda dal piede, lo rincorre Polizzi. Anselmo, una guerra. Giallo per Anselmo, ingresso sbagliatissimo del 14. Sané, busta! Pepe! Si riparte da calcio di punizione con Piraneo sul punto di battuta. Partita difficile da commentare. Calcia bene l'8 del Camarat, colpo di testa, però va fuori quello di Schifano. Palla allargata a Cusumano. Anselmo, palla esce, premessa laterale per il Partinico Doce, anzi calcio di punizione. Cusumano, Anselmo, Amiri, scardina, cercare D'Amico. Pulizzi bravo a lottare, cioè questa è una battaglia. Siamo al 67esimo, ancora 23 minuti di ossigeno al Partinico Doce, poi si dovranno attirare le somme di questi 90 minuti. Intanto D'Amico si invola, cercare De Luca, ma il pallone neanche uscito. Piraneo libera il pericolo, Fili, Longo non ci arriva di testa, Schifano assiste il 5, prolunga Puccia e poi fa un grandissimo intervento Fili. Mamma mia, quante situazioni. Difficile commentare tutto questo perché di calcistico in questa partita si è visto pochissimo. Chiaro che le perdite di tempo sono state diverse. Scrozzo, il lancio, colpito in pieno Piraneo, poi Anselmo che è già ammonito, sarebbe il caso di mantenere un atteggiamento più prudente. Tanto tentato un tiro addirittura, Cascione respinge e mette in angolo. Conclusione che ha sorpreso anche noi.
Quindi corner. Di man, attacca dall'occhio. Vai Michè. Corner battuto adesso sul secondo palo e il colpo di testa di Bamba che raddoppia il risultato per il Camarat. 2-0. Quarto gol in questo campionato con la maglia del Camarat per Bamba, tornato a dicembre, sta regalando tante situazioni importanti in termini realizzativi a questa squadra. Nel frattempo noi aggiorniamo il tabellino che adesso vede una montagna da scalare per il Partinico Audace. 2 gol. Tanto Pulizzi va a terra. Nel frattempo mister Abenante prepara il cambio che vedrà Cristian Longo entrare. Nel frattempo Cusumano sulla destra ha cercato Longo, non riesce a tenerla in campo. Sostituzione. Ma forse sarà la prossima. Bisogna capire al posto di chi entrerà Longo. Tanto la palla rimbalza e Amiri la mette fuori. Da dimenticare un po' per tutti i neroveri. Esce Scardina dall'altra parte, entra Cristian Longo, una sostituzione che più volte abbiamo visto. Esce un under, entra un altro, per caratteristiche della partita cambia poco. È chiaro che un giocatore estroso come Cristian Longo in una partita così sporca può aggiungere qualcosa oppure rimanere inghiottito dal poco calcio di oggi. De Luca col petto, lavora bene di sponda per Pulizzi, torna indietro da Filippo, poi Pulizzi ancora, tanta confusione, D'Amico apre, Cusumano allontana bene Fili, ma la palla è uscita. Colpo di testa sbagliato da parte di Amiri e quindi possibilità per il tris del Camarat. Cross in mezzo, chiude con la schiena Amiri e poi la palla rimbalza sulla traversa. Rinvio da parte di Cascione a cercare De Luca, metto giù col petto, cercato Longo che tocca il suo primo pallone da quando è entrato. Il pallone gli rimane lì anche dopo il rimbalzo, ancora Cristian Longo, salta 2 avversari e poi gioca da scorso al limite, zona cross per il 2, apre bene da Cusumano, colpo di testa, Anselmo, palla per De Luca, un tiro, poi va giù. Voleva il rigore il Partinico Audace. Il contatto è stato lieve, c'è ancora partita però. Attenzione a Longo dal limite, palla per Longo che se l'ha divorato. Questa sì che è un'occasione. Ed è pesante. Porta palla Sané con pazienza. Spero che adesso
Longo si alza, prende campo il Camarate su questa fascia, poi colpo di testa di Scrozzo. D'Amico torna da Cascione. Mamma mia che rimbalzi! Che regalano solo beffe. Fili allarga da Cusumano, c'è spazio Daniel Longo, poi Cusumano verticalizza non benissimo. Amiri pensa addirittura agli 1 contro 1 con Bamba, si prende fallo per fortuna. Pulizzi, vado a Scrozzo. Anselmo. Pulizzi, prova ad andare. Ancora Pulizzi, fallo e calcio di punizione per il Partinico Audace. Amiri allarga il gioco da Longo. Prova ad andare, Panepinto protegge bene, la rimessa è del Partinico. Rimessa laterale per il Partinico. Anzi no, forse sarà punizione direttamente, sì. Non si scalda più nessuno nella panchina nero-verde. Cavaratte non accenda neanche e sta a cambi. E quindi vediamo se arriverà la palla della fortuna per il Partinico Audace dai piedi di Longo. Cosumano poteva solo prolungarla, ma ha trovato un muro. Poi prova a ripartire Rinaldo in solitaria, non ha altri compagni vicini. Fa quello che può Anselmo. Rimessa per la squadra di Cammarata. Chiude Fili, Cusumano, guadagna rimessa. Vediamo se si regala un'altra opportunità al Partinico. Bamba pensa addirittura al tiro, blocca Cascione in 2 tempi. Poi Amiri, passaggio ambizioso per Longo, poi col sombrero, ancora il classe 2006, lotta e rimessa laterale Partinico Audace. Scrozzo, Pulizzi, ancora Pulizzi, bella apertura da Longo, si sovrappone Cusumano, prova a servirlo l'ex Cittadicinis e poi cade a terra Miceli e quindi regalato il calcio d'angolo a Partinico Audace. Cross in mezzo. Fili va un passo dal suo quarto centro stagionale. Si è gelato il Nino Lobue. Arriva un giallo, credo per Sané. Non si è capito. Partinico Audace 2 palle per rimettersi in piedi, l'ha avuta prima con Longo, adesso questo colpo di testa, c'è da crederci, 12 minuti più recupero possono essere tanti come pochi. Adesso si è perso un po' di tempo in questo rinvio caricato Calogero a Priolo. Anselmo di testa, ci arriva Pulizzi. Panepinto controlla, lotta, si sacrifica e riesce ad andare Fili. Ancora Fili che quasi cade, sempre l'ex Casteldaccia. Poi il dribbling di Longo, il cross, ma
manca la forza anche stavolta. Altro cross ribattuto. Pulizzi prova ad andare, ancora Pulizzi col destro. È mancata in questa partita un'iniziativa di qualità dai giocatori più astrosi di questo tipo, solo adesso è arrivata. Si ripartirà da rimessa dal fondo, sempre Priolo che gioca corto per Sané. Verticalizza, non benissimo, però Meta controlla. Tanto bel lancio all'indirizzo di Bamba. Longo prova a rientrare, alla fine va sul fondo dove c'è Cusumano, il cross. Murato sta provando con questo forcing generoso ma abbastanza confuso il Partinico Audace a rimettere in piedi una pratica complicatissima. Intanto forse è arrivato un fallo da dietro ai danni di Anselmo. Altra palla, De Luca di testa, la lavora come può. C'è questo vantaggio. Però non ci sarà spazio per nessun altro. C'era qualche carta interessante come quella di Panzeri, poi per il resto gli altri sono juniores. Lancio di Sané impreciso, rimessa laterale Partinico Audace, cercato da Amico. Anselmo, buona l'intenzione ma Sané con una girata ha messo il pallone fuori. Ancora Scrozzo, cercato Daniel Longo. Christian guadagna calcio d'angolo. Si andrà dalla bandierina per sperare, per crederci. Corner che parte adesso verso Pulizzi di testa, blocca Priolo. Rinvio lungo, cercato Anselmo, che cercato lui che ha coperto. E allora Cascione fa ripartire l'azione con Anselmo che si allarga tantissimo, forse per lasciare più spazio a Cusumano. Intanto cercato in questo caso in profondità Daniel Longo. Fili, Bamba, lotta Anselmo, commette un altro fallo. Pane Pinto, pescato in fuorigioco. Gira, gira, gira là, gira là. Amiri, Fili. Messo giù D'Amico, calcio di punizione. Amiri, Pulizzi, sbaglia il tocco, sembra abbastanza facile. Pane Pinto prova ad andare, Pulizzi intercetta. Torna ad attaccare con più costanza il Camarat che vede sempre più vicino il successo.
Pulizzi raccoglie questo pallone strattonato da Bamba. Provato ad aprire e allora Scrozzo deve andare a chiudere. Prosegue il gioco e poi calcio di rigore. La palla è rimasta lì, è andato giù Daniele Metta. È stato bravo il corso 2004 a prendersi il tiro dal dischetto, quindi potrebbe chiudersi definitivamente la pratica, perché c'è già Giuseppe Marchica, classe 2000, tanta presenza per lui e passa con la maglia della Pro Favara. E da dicembre scorso, quello 2022, l'anno scorso 7 gol, quest'anno l'anno scorso ne ha fatti ben 9. Opportunità per lui dal dischetto. Parte Marchica, si allunga Cascione e regala un'altra opportunità di vita al Partinico Audace. Però forse si ripartirà. Il gol, anzi la parata non è valida. Grande rammarico. Quando ne pari uno di rigore è già tanto. Salvare anche il secondo per Cascione sarà un'impresa quasi impossibile. Tanto giallo per il capitano Amiri. E quindi Marchica di nuovo contro Cascione. Riparte Marchica, palo, 2 su 2, ne ha sbagliati il numero 2 e allora il Partinico Audace deve credere nei sogni, perché se il Camerat ne ha sbagliati 2 di rigore, il Partinico Audace 2 gol li può fare, ma con questo pallone per Pulizzi si fa poco. Coraggiato dal pubblico di Camerata. Sané. Anselmo, lascia spazio ad Amico. Poi Pulizzi nel traffico. Anselmo. Amiri. Apre bene da Longo. C'è Cusumano sulla destra. Servito. La palla rimane incollata al piede del 16, che poi deve andare a lottare per regalarsi un'opportunità di cross. Rimessa laterale che non ci sarà perché Longo l'ha tenuto in campo. Ancora Longo, messo giù, punizione. Amiri l'ha voluta giocare subito. Cusumano, zona cross. Anselmo la controlla come riesce. Poi va il cross per De Luca dal limite. De Luca insiste. E poi prova ad allontanare Rinaldo. Scrozza a tenere alti i suoi. Poi Marchica. Verticalizza per Bamba. Fuori gioco. Si erano mossi bene i 3 difensori. Anselmo gira su se stesso, deve prendere campo, deve salire. E poi il lancio secco per uno tra D'Amico e De Luca. Rinvio da parte di Priolo. Scrozzo col ginocchio. Un giro di orologio e mezzo al 90°.
Rimani. Vieni. Calcio d'angolo per il Camarat. Continua a perdere tempo. Passi in mezzo, stacca di testa Bamba. Palla esce. Torna! Rimani alto, Rinaldo! Rimani alto! Bamba! Alto! Non ci abbassiamo! Amiri Vai Cosimo, va per vai, via Mo! orizzontali da Cusumano. Tra le linee servita da Amico. Longo. Verticalizza da Anselmo, chiuso da Miceli. Per controllare tranquillamente Scrozzo, che va per via centrale da D'Amico. È pressato. Amico, poi Fili, ancora D'Amico di testa. Vince il duello, Sané riparte. Palla per Pane Pinto, proverà ad andare ad 1 contro 1 con Fili, ma non lascia spazio. L'autore di 3 gol in questa stagione è andato vicinissimo al quarto nel corso di questo secondo tempo. Intanto vantaggio concesso al Camarat, ancora Pane Pinto, prova a chiudere l'iniziativa Fili. Buon dribbling da parte di Rinaldo, poi Fili si aiuta con le braccia e rilancia a cercare De Luca, ma non c'era. Amiri porta palla, avanza, la palla non arriva ancora una volta la questione De Luca. Fallo commesso da Amico. Cosimo! È più forte tipo Insigne o Ronaldo il fenomeno. Gaetano non mi rigirombo. Sempre chiesto, perché mi sa che c'è Totò! ma Gaetano. Piranio! Accocciamola! Pronto Se siamo 3, accocciamola! Piraneo. Vai! Corriamo. Siamo al 92esimo quasi. Corriamo, finiamola non. Ha deciso di tirare ancora una volta il numero 8, ma la palla finisce fuori. Oh, Rinaldo! Alzati! Vai, Bamba! Il lancio di Amiri, D'Amico, Calma! verticalizza Cerca di nel nuovo, vuoto. Bravo, falla passare! Tienila là, Alessa! Tienila là! Tienila là! L'anno scorso lui sanno migliorare. Bamba col tacco, prova a ripartire Pulizzi, avanza sempre il 10, regge anche l'attacco dell'avversario, allora Longo la tiene in campo e prova ad accelerare il 18, sempre Cristian Longo, prova ad andare via anche a Sané. Ha vinto il duello Sané, chiaro, difensore di esperienza come il classe 94 sia difficile da superare. Salta, Bamba! Scrozzo in appoggio per Pulizzi, c'è De Luca, bello scambio tra Pulizzi e Anselmo, ancora il 10, allarga per Longo, prova a rientrare, servito a Giorgio Pulizzi, balle a cross l'ex Real Suttano ma allontana il pericolo Puccio. 93esimo inoltrato. Arriva sul secondo palla, arriva Anselmo di testa e la palla va sul fondo, rimane a terra un giocatore del Camarat e probabilmente su questa opportunità il Partinico Audace può dire addio ai suoi sogni
di vittoria e infatti arriva il 2-0 valido. 3 punti per questo Camarat, niente da fare, missione fallita per il Partinico Audace che si ferma dopo 5 risultati utili e consecutivi. Nessun gol segnato, qualche occasione sprecata, ma soprattutto un campo che ha regalato una partita sporca, quello del Nino Lobue. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in questo freddo pomeriggio di San Giovanni Gemini. E allora noi vi diamo appuntamento al prossimo match.